Buongiorno a tutti, sono a Voltri, sono appena uscito dalla stazione FS e non riuscivo manco a uscire da lì, quindi cominciamo male. Praticamente sono nei pressi di Villa Duchessa di Galliera, sul lungomare, perché sto andando verso Crevari e da lì faccio la traversata che sbuco poi ad Arenzana, perché i bambini mi aspetteranno lì. Ovviamente passo dai monti, le due Tardie, Pigheggio, Pennone, Casa del Dazio, ex Casa del Dazio. A dopo. Per arrivare a Crevari devo fare un po' di strada asfaltata, perché non mi risulta che ci siano altre strade. Ora vediamo un po', forse sono delle scalette da tagliare. Direi che ci vediamo direttamente nel bosco, nei monti. Oh, ecco che finalmente, dopo un po' di asfalto, un po' tanto asfalto e creuse, ho guadagnato il sentiero che poi è l'X Rossa, che da Crevari porta fino su. Sentiero che sembra un fiume, meno male. Comunque parte tutto quello, il Monte Pennone, ed è la prima meta, il primo monticello che raggiungo oggi. Qua c'è una meravigliosa Panda 4x4 che vorrei sapere come diavolo hanno fatto a portarla fin qui. Comunque sezione X Rossa è questa. Sempre oh, altra parte piovuto. Comunque niente. Allora, qua quelle sono le rotte di Frau Valone e va bene, vado avanti. Monte Pennone mi è sempre piaciuto, ma non ci sono mai andato sopra. Sono passato solo una volta di qua e avevo tirato dritto e non c'ero salito. Adesso ci vado assolutamente. Ecco, Pennone avvolto dalla nebbia. Fortuna, perché fino a poco fa non c'era, giusto il tempo che arrivassi io. A un certo punto. Ecco, bisogna un po' rocettare, ma non so neanche se sia la strada giusta veramente, perché non c'è segnato niente, c'è dei segni, niente di niente, ma penso che la cima sia quella. Ora ci provo, bisogna scalare. Eccolo là, pensavo fosse più a portata di mano, comunque niente di particolare.
vedo una croce, quella lì è la punta. Da stare attenti a non scivolare, perché qua è un po' roccioso, lì si scala, qua bisogna scendere un pezzo e poi risalire lì. Va bene, chiudo perché qua devo tenermi. Ecco, praticamente ho disarrampicato giù di lì, ma è una bedinata secondo me, perché bastava che passare giù di qua, io poi ritorno, vedo giù di qua che mi congiungo al sentiero di prima, e che ho scavalcato una roccia per niente praticamente. Vabbè, allenamento, ho fatto un po' di allenamento, adesso ci sono. Sono di nuovo sulla X rossa in andata e non è stata proprio una sciocchezza. Comunque dicevo che praticamente ho fatto un piccolo anello del pennone passando di qua, però poi bisogna scavalcare rocce, arrampicarsi, disarrampicarsi, eccetera eccetera. E poi sono passato per non fare di nuovo la stessa strada indietro, di nuovo arrampicarsi nelle roccette, tra l'altro bagnate. Sono passato da sotto, ma il sentiero non esiste. E vabbè, se volete farlo, magari esistono strade migliori, non lo so. Ho seguito una traccina, ma forse non era neanche quella giusta. Va bene, adesso sono quasi alla casa del Dazio, che è... eccola lì, eccola lì. Ecco che dopo il Piguet giù e la casa del Dazio ho riguadagnato la X rossa che mi porta su Tardia di Ponente. Quello di Levante l'ho passato qua sopra, queste qua sono le rocche, anzi non ci siamo ancora arrivati, le rocche di Pertuisu, sono un po' poco più avanti. Niente, praticamente qua sono arrivato alla sella, che di qua c'è il Monte Tardia di Levante, e andando di là il Monte Tardia di Ponente. Nebbia, 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 sempre nebbia. Non si scappa oggi dalla nebbia, pazienza. Questa è la strada mia. Salita dovrebbe essere finite e adesso ci sono solo discese fino ad Arenzano, che lo vedo di qua. Si vede un po' Arenzano là, fantastico, in mezzo alla nebbia. È nebbia, 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 nebbia. Il professor Simon mi diceva che si vedeva il porto,
che faceva una forma di un'aquila con il becco aperto, ma purtroppo non si vede. Mi dispiace, professor Simon, ma non si vede niente, però ti mando un saluto lo stesso dal Tardia di Ponente. Ciao Simo, ciao! Ecco che dopo il Tardia, questo qua è Ulergiu, Monte Ulergiu, che c'è una madonnetta, un po' tipo il Reija, che tra l'altro il Reija è di fronte, ma non si vede proprio un benemerito, niente. Eh sì, qua ci sono già stato, non mi ricordavo che incontravamo anche il riparo ai belli venti. Ai belli venti! Lì c'è una tavola che offre i venti, infatti belli venti. E lì, caro professor Simon, si vede il becco dell'aquila che dicevi tu. Visto che l'abbiamo visto è un gioco di parole, adesso facciamo un bivacco tour ai belli venti, vediamo se l'hanno un po' rimesso a posto, perché non era un granché, mi ricordo, Beh, d'altra parte, poveracci. Vediamo un po'. No, come era? Vabbè, comunque lo riparo, ci hanno preso il filo. Bene, andiamo avanti, va. Allora, ho appena passato il bivio per casa Vaccà, sono sulla sterratona grossa, strada della Gava, e basta, direi che mancano 3 km ad Arenzano, ma chiudo qua il video perché intanto questa strada qui l'abbiamo fatta un sacco di volte. Poi quando arrivo a Curlo proseguo 2 bolli rossi e arrivo prima alla stazione e poi al parco lì da Pallavicini. Bene, bellissimo giro, un po' scivoloso, un po' umido, 16 km si fanno sicuro, perché adesso direi 16, forse qualcosa di più. Dislivello 900. Leggete alla fine che c'è il video di Comotto, c'è scritto tutto. Per adesso vi saluto, magari mettiamo qualche pezzo di video del carnevale con Zoe e Daniel mascherati come bonus track. Mi raccomando, iscrivetevi e mettete like, se no non like se non vi piace. Ciao a tutti, alla prossima. Eccoli. Corvina e Flash, è il carro di Super Mario Bros. Daniel si autotira i coriandoli e Corvina anche.
Ciao.